me la lingua è una leia. Quando è che voi avete imparato a parlare corso? Il corso l'ho imparato tardi. Infine, l'ho parlato tardi. Chi capito l'ha sempre capito. Quando ero più cittadino, a Iacino, a noi non ci parlava mica corso. Faccio che ho ospitato adesso quasi una persona maggiore, per imparato. Era nei tempi di riacquisto e mi è venuta la necessità intima di imparare il corso, di poter parlare. E mi pare che oggi mi sbroglio, sono capace a tenere una conversazione ancora di più. Quando la dublate a lingua corsa? Il corso prova a duprare il più possibile. Di sicuro in famiglia, prima di tutto, un mia figlioletta, di parlare il corso, prova a fare da capire, a fare da parlare. E poi di nuovo lavoro, anche i miei colleghi cursovani, è un piacere di parlare il corso. E poi mi lavoro di nuovo qualcosa vero anche il corso, migliore. E provo di nuovo a parlare nella vita odinca. Chi rappresenta per voi la lingua corsa? La lingua corsa per me è avere anche l'affetto, è un affare di primura. È avere anche i miei antenati, i miei anziani, è la lingua di miei nani missiavi. E per me è qualcosa che provo a trasmettere di noi. A me primura è che la lingua corsa fosse viva, fosse moderna e fosse di noi alleia tra il nostro passato e la nostra vena. La lingua corsa per me è speranza. Come dite la bene di lingua corsa? Uccello da lingua corsa ogni tanto leggo bello chiaro, bello borgo e poi certi giorni appena più fosco. Ma è la speranza che piglia a soprana, perché penso che la lingua corsa, la nostra lingua, può essere un fattore di coesione sociale, può uniscere la gente, può fare che abbiamo un progetto comune. E tanto per me la lingua corsa è speranza, spero che si trasmetta ad essere sempre viva, ad essere una lingua moderna, capace a spiegare, capace a esprimere i intimi i più udinchi e fa di noi che la nostra storia, il nostro passato, stia sempre presenti.